Si è svolto stamani l'incontro in prefettura tra i sindaci dell'Agrigentino e il prefetto Maria Rita Cocciufo, una rappresentanza di olivicoltori della nostra provincia che da diverse settimane protestano per il caro olive. Il prezzo è troppo basso dell'olio extravergine di oliva e minacciano di non iniziare addirittura la raccolta lasciando il frutto nella pianta, nella speranza che arrivino risposte certe e proposte da presentare al prossimo governo sia regionale che nazionale. L'evento di oggi segue quello di lunedì, difendiamo le nostre famiglie con tutta la nostra energia, che ha visto diverse categorie produttive scendere in piazza sempre davanti alla prefettura per protestare contro il caro bollette che sta provocando gravissime problematiche per tutto il settore. Noi siamo tutti sindaci qui a sostegno del comparto agricolo, specialmente del settore olivicolo, per cercare di dare sostegno a queste imprese che rischiano il collasso. Se non ci sono degli interventi urgenti da parte della Regione, da parte dello Stato centrale, noi rischiamo di perdere le eccellenze di questo territorio, perché in questo territorio si producono eccellenze come le pesche di Bivona, come le arance di Ribera, come l'olio del Val di Mazzara. Quindi bisogna che ci sia un intervento urgente e lo chiederemo al nuovo governo regionale e al nuovo governo nazionale, affinché gli agricoltori abbiano la possibilità di produrre e di portare il reddito nelle proprie famiglie. Noi viviamo in un territorio dove la maggior parte di famiglie vive d'agricoltura e quindi dobbiamo sostenere queste famiglie per non far partire i giovani verso il nord. Assolutamente, Santo Stefano Quisquina, tra l'altro terra di eccellenza agroalimentare, vuole essere al fianco dei nostri agricoltori. Un prodotto di eccellenza come l'olio extravergine di oliva non può essere mortificato in questo modo. Oggi c'è il grande tema della bollettazione, il grande tema dei costi energetici che assolutamente sta mettendo in ginocchio le nostre realtà produttive. Gli enti locali, i comuni, siamo al fianco degli agricoltori, ma è inequivocabilmente è chiaro che i nostri governi regionali e nazionali, di cui auspichiamo immediatamente la costituzione, diano risposte normative, risposte certe e risposte celeri alle nostre aziende. Siamo in ginocchio, siamo in difficoltà, potrebbe essere veramente il colpo mortale per la nostra economia e per i nostri comuni già che sono alle prese con parecchie criticità. Lo abbiamo detto 1000 volte, siamo in un tema di calamità istituzionale. Oggi questa potrebbe essere una crisi sociale dai risvolti veramente molto negativi. Sicuramente abbiamo una piattaforma rivendicativa che porteremo all'attenzione del governo regionale e del governo nazionale. L'agricoltura è in ginocchio già da tempo, questi rincari dovuti a queste cause, alla guerra e a quant'altro, a una situazione economica particolare, sta portando in ginocchio gli imprenditori agricoli. C'è il raddoppio del costo del gasolio agricolo, c'è il raddoppio del costo dei concimi, c'è il raddoppio quasi del costo della manodopera. A questo si aggiunga anche che i prezzi dei prodotti agricoli, in questo caso l'olio, non vede invece aumentare e quindi pertanto per gli agricoltori diventa complicato poter fare reddito. Addirittura si pensa che non si voglia raccogliere l'olio quest'anno, cioè le olive. Gli imprenditori agricoli sono arrivati a questo punto di esasperazione tale che piuttosto rinunciano alla raccolta delle olive, perché se devono affrontare delle spese, dei costi per non avere ricavi, tanto vale lasciare le olive attaccate all'albero. Questa è una situazione drammatica. Chi di competenza deve intervenire, perché dobbiamo assolutamente aiutare un settore produttivo come quello agricolo, che è da traino per tutta l'economia della nostra provincia e per i nostri territori. A dire la verità, da molti anni abbiamo grosse difficoltà a riuscire a fare quadrare i bilanci delle nostre aziende. Il settore agricolo alla produzione spesso lavora in perdita, in pareggio o comunque con margini bassissimi che non consentono quindi il potenziamento e lo sviluppo delle aziende. Con i nuovi fatti che tutti conosciamo, chiaramente le aziende in questo momento sono ferme, siamo fermi, non siamo più in grado di raccogliere, non siamo più in grado di produrre perché non riusciamo. I costi sono alle stelle non solo dell'energia, non solo del gasolio, ma anche delle materie prime. Quindi obbi torto collo siamo costretti a fermarci, al di là della scelta, al di là della lotta, al di là di richieste vere e importanti
per salvare questa società siamo totalmente fermi. Anche la Puglia si è fermata nella raccolta dell'uva, tutto il territorio di Canicattì, Mazzarone e tutto il territorio dell'olio, il grano è in grande difficoltà. Ormai diciamo che il tessuto produttivo primario, che è l'agricoltura, è completamente in ginocchio e non ha più speranze, non siamo in condizioni di andare avanti. Ecco perché continueremo. Oggi è il primo appuntamento con le istituzioni, l'obiettivo è fare comprendere che non ci sono più le condizioni per portare le aziende avanti. Se riescono a capire bene e se riescono a trovare qualche soluzione, diversamente non ci rimane che protestare, continuare a protestare, perché dobbiamo salvare le nostre famiglie, non è più quindi una lotta di categoria ma è una lotta di popolo. Sappiamo tutti che anche commercianti e artigiani ormai diciamo la crisi è chiara e riguarda tutto il tessuto sociale, quindi potenzieremo le azioni rivendicative nel caso in cui non arriva una risposta chiara dai governi regionali, nazionali ed europei. Non siamo più nelle condizioni di produrre.